Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. È stata estesa a tutto il territorio regionale la ricerca dei malviventi che ieri sera, mercoledì 7 febbraio, hanno rapinato a mano armata la gioielleria Gioielli di Valenza al centro commerciale Val Center. I carabinieri stanno visionando i filmati delle videocamere di sorveglianza interne, ma anche quelle che si trovano nelle strade limitrofe, allo scopo di trovare elementi utili per risalire agli autori della rapina. I 5 individui hanno preso in ostaggio una delle due commesse e costretto l'altra ad aprire le vetrine, razziando via tutto quello che sono riusciti a prendere. Dopodiché i malviventi sono fuggiti, abbandonando la commessa che avevano in ostaggio al parcheggio vicino e si sono appunto dileguati. Le fiamme gialle del Comando Provinciale di Venezia, in occasione del periodo di Carnevale, hanno aumentato le attività di contrasto all'abusivismo commerciale in tutta l'area della provincia lagunare, sottoponendo a sequestro 182.000 articoli di vario genere, principalmente maschere e costumi di Carnevale, in quanto potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. I prodotti in questione sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e il legale rappresentante dell'impresa ha segnalato alla locale Camera di Commercio per l'applicazione delle conseguenti sanzioni pecuniarie. E in relazione a questo fatto, l'introduzione e commercializzazione di materiali tarocchi e quindi potenzialmente pericolosi è doppiamente esecrabile. Primo, perché per le persone potrebbe essere pericoloso indossare maschere o costumi realizzati con chissà quali materiali. Secondo, perché così facendo si crea un grave danno ai commercianti onesti che vendono la loro merce con tutti i requisiti di legge e che quindi, per ovvi motivi di qualità, non può reggere il confronto sul prezzo. Lo dice il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in relazione all'operazione della Guardia di Finanza veneziana che ha portato appunto a individuare e sequestrare un'ingente quantità di prodotti di carnevale non sicuri. Il Carnevale di Venezia, aggiunge Zaia, è una festa planetaria che a maggior ragione deve svolgersi in sicurezza e allegria. Al 9° giorno di allerta di livello rosso per le polveri sottili nel comune di Venezia continuano le verifiche della polizia locale. Inizio anno ad oggi sono state messe in campo 68 pattuglie che hanno passato in rassegna 445 veicoli, dei quali 38 sono stati multati in quanto inquinanti e 13 perché transitavano nonostante le limitazioni previste per la categoria, elevando a carico dei conducenti una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 168 euro per un totale di 6.384 euro. In caso di reiterazione nel biennio è inoltre prevista la sospensione della patente di guida per un periodo da 15 a 30 giorni. Questi controlli si aggiungono a quelli effettuati nel corso della Domenica Ecologica del 21 gennaio, che fanno così salire a 832 il numero dei veicoli verificati ai fini della tutela dell'ambiente nel corso del 2024 dalla Polizia Locale di Venezia. Si conclude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.